è proprio sempre diverso, è sempre un gioco, è sempre una ricerca. A me poi piace esplorare, studiare, fare ricerche, quindi per me questo è il lavoro più bello del mondo. Filippo Masocco, bellunese, che qui a Belluno vediamo poco perché studia e lavora a Roma. Filippo Masocco appartiene a quella schiera di giovani bellunesi che si sono così dedicati all'arte. Per lui l'arte significa teatro e adesso ci racconta un po' di sé, anche perché tra poco lo vedremo in scena a Belluno, al Comunale, e quindi vogliamo sapere, Filippo, vogliamo sapere tutto di te. Beh, Dici grazie della presentazione intanto, appunto bellunese e anche fiero di essere bellunese perché sono molto legato alla mia terra. Infatti eccoci qua, la cornice è perfetta. Allora appunto io ho studiato recitazione all'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte e, dopo le superiori che ho frequentato qui a Belluno, e successivamente mi sono spostato a Roma 4 anni fa per iniziare a studiare con questo insegnante che si chiama Danny Lemmo, un membro dell'Actor Studio, quindi porta in classe proprio gli insegnamenti di questo metodo, quindi il sentire prima di fare. Tu hai cominciato con il liceo Da Vinci, giusto? Esatto. E poi ti sei spostato al Rainier. Al Rainier nel secondo anno. Già coltivavi un po' questa cosa? Sì, avevo scelto appunto il Da Vinci perché c'era l'opzione teatro in quell'anno e da lì un inizio con le Bretelle Lasche giovani, con qualche progetto, e adesso appunto sono a Roma e stiamo preparando 2 spettacoli. Uno appunto è quello che andrà in scena il 28 gennaio a Belluno dal titolo The Flick. È la storia di 3 ragazzi che lavorano in questo cinema un po' underground, 35 mm, sottopagati. Il mio personaggio, grande appassionato di cinema e con la speranza di lavorare in questo cinema, alla fine si trova a raccogliere popcorn la sera dopo l'ultima proiezione e si crea questo rapporto di amicizia con gli altri 2 colleghi che poi viene rotto da una situazione che insomma spero che verrete a vedere a teatro. Che scopriremo quando verremo a teatro. Allora ci hai detto 28 il 28 gennaio alle 9 di sera. Alle 9 di sera al Teatro Comunale, che adesso si chiama Teatro Dino Buzzati, esatto. e sei nel cartellone proprio della Fondazione sì, esatto, Teatri, no? Esatto. Okay, il vostro spettacolo. Quanti sarete in scena? Raccontaci, senza svelare niente, raccontaci un po'. Allora, siamo 4 attori, 3 sono diciamo i colleghi e poi ci sarà un quarto elemento che sarà un altro personaggio, non meno importante comunque. La regia appunto è di Danny Lemmo, abbiamo portato lo spettacolo a Roma già 5 volte e adesso appunto arriviamo in terra veneta e speriamo vada bene. Il testo è ambientato appunto nel 2012, contemporaneo come pezzo, è di Annie Baker che ha vinto un premio Pulitzer proprio con questo testo, quindi la scrittura è veramente eccezionale e speriamo anche l'interpretazione vada bene. Saremo molto severi con te. Esatto. Questa cosa che porterete a Belluno, al teatro, sì. Non è l'unico impegno che hai, no? Perché state portando in giro cose. Adesso stiamo preparando anche un altro spettacolo che di Kenneth Lonergan, This is Our Youth, questa nostra giovinezza, un testo bello pregno di emozioni, molto difficile diciamo proprio a livello sociale, tematico, però mi piace. Speriamo di portare anche quello a Belluno, così poi lo vedrete. E poi un altro progetto che invece uscirà a breve è un documentario sulla felicità, quindi la felicità degli altri, un rapporto di proprio abbiamo esplorato un po' le persone, a vedere quali sono i loro limiti con la felicità e invece dove la ritrovano. È stato molto bello, è stato un viaggio un po' in Italia tra varie regioni, tra vari soggetti di età anche diverse, quindi dai ragazzini, bambini a anziani, e è stato molto interessante perché ci sono delle cose, delle differenze culturali che però hanno avvicinato tanto il concetto di felicità. Abbiamo fatto io insieme a quest'altro amico, collega, Giacomo Gava, questo progetto e
E devo dire che siamo partiti che avevamo un po' di nebbia anche noi su questo tema, e alla fine di tutto questo lavoro ci ha arricchito tantissimo. Tu sei pronto a lavorare anche per la televisione, per il cinema, Sì, credo, sì, no? Tu ti stai certo, preparando per tutti questi settori, però credo che l'emozione del teatro, l'incontro con gli occhi di chi ti Il guarda... teatro a me piace di più di un set perché comunque hai un riscontro immediato. Il cinema, comunque, anche se ti riguardi, oppure anche nei cortometraggi, c'hai sempre un'evoluzione poi prima di rivederti, che mi lascia sempre un po'... dico, potevo fare di più. Il teatro invece ti dà un impatto diretto che o sei soddisfatto o sei deluso, però lo sei in quel momento. E ogni volta che porti in scena è una storia diversa. È una storia diversa, è una serata diversa, e comunque vada, qualcosa cambia. Non è mai qualcosa di fisso che fermi in quell'istante, qualcosa che puoi correggere poi. Ma ascolta, l'emozione per Belluno te l'aspetti? Ti coglierà? Già mi coglie. Già mi coglie, perché comunque vedersi in cartellone a Belluno, dico wow. Sono contento, ma sì. fiducioso. Poi diciamo una cosa, giusto così, poi Belluno e la nostra provincia sono un grande paesone, no? Sì. Quindi va detto che tuo nonno era stato sindaco di Belluno. Sì, mio nonno... Ecco, e siccome dal cognome tuo Masocco non traspare, insomma, tu sei appunto il nipote di Aldo Darold, che era stato medico qui a Belluno ed era stato anche proprio sindaco. Anche una guida, nel senso che lui mi ha sempre spinto molto anche per il teatro, per questo aspetto artistico, e infatti lo ringrazio e sarò sempre riconoscente, perché... Ecco, vedi, queste cose non lo sapevo. Adesso... nonostante il suo lavoro di medico e comunque un'altra età, magari anche una diffidenza nel mondo magari della recitazione, che non è un lavoro sempre così sicuro, però lui mi ha sempre appoggiato. Tu adesso sei ancora nel tuo percorso di studi, però basta vedere dal sorriso, sei soddisfatto di quello che stai facendo. A chi ha questa passione consiglieresti di seguirla? Se c'hai la passione, sì. Se invece ti vuoi buttare nella speranza di fare dei soldi o fare la fama, no. Però se sei motivato sotto perché ti piace, assolutamente lo consiglio. È bello, insomma, è bello, è vario, è proprio sempre diverso, è sempre un gioco, è sempre una ricerca. A me poi piace esplorare, studiare, fare ricerche, quindi per me questo è il lavoro più bello del mondo. Allora Filippo, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Grazie. Vediamo se ci sono ancora posti disponibili per il 28. Al momento sì, però affrettatevi. Affrettiamoci a prenotare per il 28 gennaio The Flick al Teatro Comunale Dino Buzzati di Belluno. Tutto giusto? Tutto giusto. Allora in bocca al lupo Filippo. Grazie mille, grazie davvero di cuore.